collega mia figlia, forse. Chiamala, diglielo che... l'ho già detto. Però qua... Ci colleghiamo anche noi. Anna Spiamo, collega di pure. Ragazzi si collega a te, non puntare di centralmente a centro un compagno di squadra, ma perde il possesso palla. Un passaggio nella zona sinistra dell'attacco per Sufian Mazzoli che viene chiuso in palla laterale dal numero 2 dell'Udinese. Si appresta a battere il fallo Tagliati che scambia con Sufian Mazzoli, il quale viene di nuovo fermato in fallo laterale dal numero 8. Fallo laterale ancora, chiusura in fallo laterale dell'Udinese, della difesa. Le due squadre arrivano in finale dopo aver superato in semifinale il Modena, il Pisa ai calci di rigore, l'Udinese battendo la Fiorentina per 4-0. Fallo laterale battuto dal Modena, la difesa dell'Udinese riesce a liberare la rigore, ma ritorna in possesso il Modena. Parola che serve centralmente Juve che di prima trova Guadagno che si gira e serve lateralmente Tagliati. Rubini adesso cerca dall'altra parte sopra il pallone, guadagna qualche metro centralmente, passaggio sbagliato. Fuori del Modena, se ne occuperà ancora una volta Tagliati. Palla lunga che Cisotto viene scavalcato, ancora il possesso in posizione di attesa. Coppola mentre palla lunga su Cisotto
il quale di petto la smorza per guadagno anticipando al difensore. Quindi di testa, palla corta, il numero 8 cerca di servire, ci riesce il numero 7 che allarga sulla sinistra per il compagno di squadra che controlla la palla, contrastato, riconquista il numero un calcio di punizione che possiamo risolvere all'altezza dell'angolo di destra della propria si riparte quindi con un calcio di punizione che Parola resta a battere una palla scavalcata sempre per i difensori dell'Udinese, con Gisotti che cerca con un pallonetto di servire il guadagno, ma la difesa che riesce a sventare questo tentativo di attacco. Del Modena accennato con guadagno che cerca di iniziativa udinese che Parola del Modena adesso ci sono del portapalla, cerca di però l'avversario non ci riesce, adesso l'Udinese che cerca di andare in profondità, ancora l'Udinese che cerca di sfondare. Di Coppola sull'altra destra all'altezza della metà in fallo laterale uno del riceve il pallone, fallo laterale in questo momento con non riesce a liberare, ripartire con scavalcare sul palo laterale
il pallone, la difesa riesce a passare, colpo di Silvestrelli. Palla a terra! L'azione al cerchio di centrocampo per l'Udinese. Adesso viene parlato destro, serve di nuovo il compagno, palla centrale, rischiosa che il Modena sta per riconquistare, un po' più di decisione. Poteva essere un'occasione per ripartire. Adesso studiamo la storia che serve centrale ci sono che scambio passa la palla dall'altra parte Samir Mazzoli che serve guadagni in profondità verso la bandierina, il quale riesce a superare l'avversario, crossa, palla indietro, la difesa riesce a liberare e l'Udinese riesce, anzi il Modena riesce a chiudere il fallo laterale. Partita in equilibrio, leggera superiorità dell'Udinese in qualche circostanza, in qualche rientro dall'attaccante dell'Udinese a liberare la propria area. Ancora l'Udinese che mi sembra più convinta nei contrasti e riesce a liberare. Al Modena decisi Vestelli che libera la propria difesa con Cisotto che difende per guadagno, c'è la possibilità per il Modena centralmente, palla per Stufia Mazzoli che comunque sarebbe risultato un fuorigioco per la segnalazione del segnaline, ma c'è un primo tentativo del Modena di impensierire il retroguardo dell'Udinese. Un po' più di pazienza nella gestione del pallone, poteva portare a un'occasione un po' più importante. Adesso l'Udinese un lato sinistro, Brado Mazzoli, adesso recuperata palla da Guadagno che serve in profondità Cisotto che non riesce a raccogliere il passaggio e l'Udinese che si poteva essere un'occasione per il Modena per trarsi in vantaggio, bravo il portiere ad anticipare l'attaccante del Modena che non riesce a concludere verso la porta, a superarlo. Ancora l'Udinese che riparte. Ancora il 9 che cerca di scambiare con il compagno, ci riesce. Centralmente, passo dall'altra parte. Con l'esterno prova a sorprendere il portiere alla palla debole.
a controllare senza problemi, ripartenza efficace per il Modena che alleggerisce un po' quella che era stata fino ad ora la pressione dell'Udinese. Adesso è Rubini che cerca centralmente adesso è Guadagno che conquista palla dopo una serie di battute, di contrasti a centrocampo. Ancora si chiama e conquista il pallone per Guadagno che scambia adesso con Cisotto che cerca di trovare una soluzione, ma è costretto a tornare indietro su Boga perché è chiuso dalla difesa avversaria. Adesso è Juva che gestisce il pallone, serve Tagliati che punta il diretto avversario, serve centralmente così a Mazzoli che si accentra, palla al fratello Samir Mazzoli che scarica su Juva, tentativo dalla distanza e via sopra la traversa, un tiro di Juva dalla distanza, conquistando così un calcio d'angolo per il Modena alla battuta Guadagno. Il portiere leggermente fuori dalla linea di porta, quindi l'ho provato. palla al centro di Guadagno, molto tagliato, colpo di testa tentato da Cisotto. Adesso Guadagno che gli mette la palla al centro, anticipato Cisotto di un soffio al difensore che di testa riesce ad allungare la palla in fallo laterale. Boga questa volta che si appresta a battere il fallo laterale sulla parte destra di attacco del Modena, serve Samir Mazzoli, di nuovo Boga che si accentra, mette palla al centro, cross mezza altezza che viene ribattuto dalla difesa, ancora la difesa che libera, tentativo di Tagliati che poteva essere deviato, non c'è riuscito il Modena con Guadagno e palla al portiere. Di fatto siamo al 17esimo in corso del primo tempo per la finale del Gallini Cup 2026 e quindi adesso attacca sulla così. Quale di prima prolunga per Mazzoli che serve sempre di prima Cisotto, tentativo di cambio il gioco ma non riesce, dell'Udinese adesso ancora Tagliati che serve a sinistra su via Mazzoli che supera l'avversario, cerca di arrivare con uno scambio con Cisotto che non riesce, adesso è Rubini che serve di nuovo su via Mazzoli all'altezza della tre quarti di campo, Jupa gestisce il pallone, chiama l'inserimento del compagno Samir Mazzoli sul lato destro che temporeggia, punta all'avversario, si accentra, cerca un bucato per Guadagno che riesce, che nell'area di rigore la mette in mezzo, tentativo non riuscito di deviazione di Rubini, adesso fallo di punizione al limite dell'area, poco fuori dall'area di rigore, fuori del Modena per fallo subito da Samir Mazzoli nel tentativo di riconquistare il pallone che era stato messo fuori area dalla difesa dell'Udinese, brava a tenere su queste percussioni da parte del Modena. Posizione interessante per due tiratori come Samir Mazzoli e Mattia Guadagno, proveranno a trovare una soluzione per sbloccare la partita.
l'arbitro fischia, Samir Mazzoli prende la rincorsa, difesa schierata con la barriera posizionata al posto, palla deviata dalla barriera proprio che finisce tra i piedi di Upa che la controlla, punta l'avversario, cerca di superarlo, ci riesce parzialmente ancora, ma poi è contrastato e commette un fallo in attacco alla rete di quella avversaria e quindi punizione per l'Udinese. Sarà meglio fare un cross. Non sono nessuno pronto sulla seconda palla del partito. La respinto non c'era nessuno dietro. Oh Alice, quando mi viene che dico, lui stammi dietro. Oh, ma basta. 20° minuto in corso del primo tempo. Cioè, i maschi Ancora risultato fermo 0-0 tra Modena e Udinese. Partita equilibrata. Oltre il del portiere, oltre la metà campo, la parola di testa. E ancora l'Udinese si mette la palla nella metà campo del Modena. Ancora la Mazzoli che rilancia e beccaci sotto, il quale temporeggia, aspetta l'inserimento dei compagni, cerca di servire dall'altra parte su Fiammazzoli, ancora ci sotto, sul lato di destra aspetta l'arrivo di un compagno, ci serve Mazzoli, il quale passa il pallone a Iupa che cerca un suo inserimento, il portiere del triangolo e l'Udinese si ferma l'azione in fallo laterale, sul lato di destra l'attacco del Modena, se ne occuperà Boca, il quale serve Mazzoli, che controlla il pallone, pressato da un avversario, cerca di e ci riesce a conquistare una punizione molto interessante con la possibilità per il Modena di provare a mettere una palla all'interno dell'area di rigore per cercare una deviazione vincente. Un pallone guadagno. Parte con la rincorsa cross verso il centro, ribattuto dalla difesa dell'Udinese che riesce a liberare e poi palla in fallo laterale ancora, ma è l'11 che l'ha tirato. L'arbitro sbaglia ad assegnare la rimessa laterale perché era evidente il tocco del numero 11, ragazzi era evidente, capita che si sbaglia, quindi riprenderà con una rimessa laterale a favore dell'Udinese. La prima partita il Modena riesce a ribattere questo tentativo dell'Udinese, adesso guardate che con un pallone centrale cerca di servire il proprio compagno, non riesce ed è Boca adesso che mette via il pallone per liberare la propria metà campo, Guadagno controlla, sul lato di destra serve con un tacco Mazzoli che prova a ridargli il pallone, era troppo esterno, non riesce il tentativo, la palla si spegne sul lato sinistro adesso cerca di affrontare, ma è bravo Iupa a contrastare il giocatore consentire al Modena di riposizionarsi poi dalla prima un lancio lungo su palla laterale è Iupa che tenta di incrociare colpisce il pallone in un secondo momento che serve Guadagno palla al piede, ci sono tre avversari intorno a lui, temporeggia, sceglie di temporeggiare, serve la corrente Rubini è indeciso, non prende il pallone che arriva però tagliati, il quale serve sul proprio fronte d'attacco su Fiammazzoli, cercano insieme a Rubin di chiudere un triangolo con un gioco a tre, non riesce per l'intervento del numero 2 dell'Udinese che mette la palla in fallo laterale, se ne occuperà Tagliati, che serve Mazzoli, il quale controlla il pallone, evita l'avversario con un tocco all'indietro, cross di Tagliati con l'intervento che entra con il destro, effettua un bellissimo cross, secondo palo. Con l'inserimento di Samir
Mazzoli che di testa è bravo a superare il portiere avversario e a portare in vantaggio la propria squadra. Allo scadere del primo tempo quindi il Modena passa in vantaggio. Il risultato cambia 1-0 per il Modena nella finale del 2026 direi che negli ultimi minuti il Modena era diventato molto più pericoloso, aveva più volte provato a portarsi in vantaggio con tante situazioni che adesso una spesa che Juve tocca ripartire per la squadra, serve la che il pallone a Tagliani che di prima prolunga per Cisotto, tentativo di colpire di destra non riuscito, la difesa riesce a recuperare il pallone, adesso l'Udinese che prova ad affrontare Mestrelli prova ad affrontare il proprio avversario dell'attaccante e impedisce di trovarsi davanti al portiere e concludere verso la porta. Adesso è Sofia Mazzoli che controlla il pallone, serve il fratello Samir Mazzoli dall'altra parte che prolunga per la corrente Boca che viene chiuso in fallo laterale dal numero 3 dell'Udinese. Segnato sullo scadere del primo tempo da Samir Mazzoli, il primo nostro vantaggio 1-0. Partita equilibrata, molto combattuta. Quindi aspettiamo adesso una di ripartire per la seconda parte. Effettivamente ognuno ce l'ha trovato. Durante la pausa si ferma. Carica la voce un attimo durante la pausa.
adesso è più comodo il computer delle tablet o Adriano, capisci? non sempre sono la stessa. Non ti piace. Poi è comodo, così. Ma ti lo so, perché lo uso anch'io per fare delle cose in computer. Solo se lo fa lo capisce. Perché così puoi fare tutte quelle cose, o almeno provare a fare tutte contemporaneamente, per l'invasione di campo della palla lunga di battuta in fallo laterale dalla difesa udinese, quindi serve il tronco che gli spesce il pallone ancora che sta tagliato servito, adesso è Silvio Ammazzoni che controlla l'uscita della palla a fondo campo per il calcio che riparte in attacco calcio di guadagno. Palla al centro tesa bassa, respinta da Juva che cerca di vincere al centro, non riesce. Dalla propria fascia destra con Boga che osserva il posizionamento dei compagni, serve Samir Mazzoli il quale restituisce la palla all'indietro, è Parola che piglia il pallone temporaneamente in base alla difesa, adesso è Silvio Mazzoli che si accentra, serve il riesce a superare la difesa avversaria e presentarsi davanti al portiere udinese e con un pallone il pallone del 2-0 per il Modena. Adesso l'Udinese che cerca di profondità ma non riesce, la palla si spegne a fondo campo. Che giuro. Adesso il portiere Coppolo che cede la palla a Boga che con uno stop riesce poi a servire o prova a servire un compagno di squadra, non ci riesce, adesso una serie di contrasti al centrocampo con l'Udinese con il capitano, prova a controllare il gioco con la propria linea difensiva. A campo adesso il numero 6 nel tentativo di servire ci riesce il proprio compagno che si trascina la palla in fallo laterale e quindi il Modena può respirare.
di qua. Sei di là. E ancora Boga che si occupa della rimessa laterale, serve Cisotto che di petto gli restituisce il pallone. La palla va a finire in fallo laterale, questa volta sarà l'Udinese ad usufruire del fallo laterale. L'Udinese si appresta ad effettuare dei cambi. Tutto pronto per battere il fallo laterale con il numero 3 che aspetta il cenno dell'arbitro per ripartire, per riprendere il gioco, ed è proprio così, cerca l'area di rigore, intervento di Boga di testa che riesce a liberare, adesso è il Modena con Tagliati che di sinistro riesce a liberare la di rigore servendo su Piamazzoli che con l'esterno serve Cisotto di Congolino sinistro. Si incentra tutta la difesa avversaria, cerca di tagliare Boga sul lato destro che non ha capito le intenzioni del compagno di squadra, la palla si spoglia con un campo. Sinistro al centro il numero 3 non trova spazio per servire nessun compagno e riparta la palla indietro sulla linea difensiva. Il Modena cerca di verticalizza sulla fascia sinistra per il numero 9 che attende l'arrivo di un compagno, serve il numero 20 su un taglio ma non riesce a controllare e la palla va a finire in fallo laterale. È sempre il Modena che effettuerà questo fallo laterale sul lato destro difensivo, sempre con Boga. Aspetta il posizionamento dei compagni, il movimento dei compagni, Boga cerca di servire Cisotto che non riesce a controllare ma subentra Samir Mazzoli che con un tacco prova a raggiungere il compagno di squadra, non ci riesce, adesso l'avversario cerca di partire dall'altra parte, la corrente non ci riesce ma dovete così stretti che serve proprio di campo, il sinistro il quale va in profondità su Piamazzoli che entra nel rigore ma è lancio lungo in verticale sull'attaccante ma è chiuso dal fallo laterale all'altezza della linea dell'attacco. Esatto, rimessa lunga adesso con il serie di batti e ribatti, la palla alla fine viene riconquistata temporaneamente dal Modena ma è ancora l'Udinese in possesso di palla con il numero 2 che non trova sbocchi, alla fine serve sulla destra un compagno di squadra che punta diretto avversario Tagliati che riesce a chiudere e a riconquistare il pallone perdendo poi su Piamazzoli e gliela restituisce di prima Tagliati, cerca di superare l'avversario con un tocco ma viene chiuso il fallo laterale, comunque il fallo laterale che consente al Modena di rifiatare all'inizio per effettuare un altro cambio.
che sono a casa, che ci stanno guardando da casa, oltre che i ragazzi che purtroppo non sono qui con noi, ma lo sono comunque. Speriamo di regalare una gioia anche a loro. Per il momento siamo risultati 2-0. Alcuni cambi. Accenno di pressing del non riesce quando gli sta il pallone ancora l'Udinese con il numero 5 che cerca di superare la metà campo, palla al piede, palla intercettata centrocampo, cioè nemmeno Camuri al posto 16 per il Modena sempre, adesso un tentativo dalla lunga distanza che si spegna altissimo sulla traversa e Coppola riprenderà dal fondo campo il gioco per il Modena. Siamo all'11° minuto in corso, risultato che vede il Modena in vantaggio per 2-0, l'Udinese per la finale del Gallini Cup 2026, adesso una serie di contrasti a centrocampo, Iuba che cerca di servire tutti, fallo commesso dal numero 8 del Modena che viene ammonito dall'arbitro e trattenuta ai danni del giocatore dell'Udinese. In quanto ha fermato un'azione dell'Udinese che poteva diventare pericolosa, prenderà quindi con una punizione partita dal numero 4 dell'Udinese poco fuori dal cerchio di centrocampo nella metà campo del Modena. Lancio lungo all'interno dell'area di rigore con tentativo dell'Udinese di segnare con il numero 9 il colpisce di testa, un colpo di testa, buon inserimento, colpo di testa che supera il palo alla sinistra di Coppola, ma di fatto il pallone si spegne a fondo campo. Invio di Coppola alla metà campo, Camurri controlla la palla, riesce a girarsi dal centrale, prova a controllare, non riesce però a superare l'avversario, ancora Alberti che va in pressing con un contrasto riesce a superare il fondo, prova ad inserirsi, a accostare al centro e recupera il Bin. Cross al centro, il portiere di Pugno, Samir Mazzolla rimette di testa, imbattuta adesso nella difesa dell'Udinese, c'è un uomo a terra del Modena che chiama l'intervento dei sanitari. Della vista del Modena che scatta che lamenta un corso subito all'interno dell'area nel tentativo di andare a colpire il cross di convinto il calcio d'acqua, è richiesto il cambio
richiamo importante, Aspetta, i giocatori del Modena. c'è anche. Sì. Siamo al minuto 14esimo appena scaduto, si entra nel 15esimo minuto del secondo tempo. Assiste dell'infortunato Parola. Per questo motivo del Modena, proprio con adesso l'Udinese che cerca sul lato sinistro di impensierire il Modena, ma la palla si spegne in fallo laterale per la chiusura di Boga. Ancora la palla che si alza, il numero 9 cerca di superare l'avversario, si Fiammazzolo e si gesta il fallo, punizione per l'Udinese all'altezza della tre quarti di campo del Modena. Come dicevo, è subentrato all'infortunato Parola il numero 15 Frondella nelle file del Modena, che prende il suo posto nel centro della difesa. Anche l'Udinese sta effettuando una serie di cambi nel tentativo di provare a riaprire la partita. Al minuto 17 che sta per iniziare, quindi a pochi minuti dalla fine, risultato che resta 2-0 per il Modena. L'Udinese cerca una soluzione in questo momento col 4 che serve sul lato sinistro in profondità, il 20 che riesce a crossare. Poteva essere letta prima la situazione, comunque il cross si spegne a fondo campo e palla per il Modena. Con rimessa di Coppola dal fondo, palla da marcare centralmente al centrocampo che il numero 9 rientra, che il centrocampista, l'attaccante dell'Udinese, li mette in attacco, ma trova in posizione di fuorigioco il proprio compagno di squadra in attacco. Parte con la punizione a favore del Modena all'altezza della tre quarti propria, con un lancio in profondità di Frondella per Alberti che non riesce a controllare il pallone per l'Udinese. Adesso Rubini che cerca di servire sul lato destro, Samir Mazzoli che è stato la palla per che rimessa dal punto a favore dell'Udinese. Il portiere che proverà a servire i compagni in profondità, il cross è lungo, è stoppato dal giocatore dell'Udinese, il numero 13. Adesso il numero 9 che cerca di sul lato sinistro superare l'avversario, ci riesce, e il numero 15 Frondella commette fallo ai danni dell'attaccante dopo essere stato superato, e sarà punizione per l'Udinese all'esterno del lato destro difensivo del Modena, appena fuori dall'area di rigore, un angolo corto direi. Il portiere Coppola dispone la barriera a 2. Hai bisogno. Questa fase della partita è importante stare tranquilli e gestire il risultato.
cercando di non permettere all'Udinese di aprire la partita. Calcio d'angolo per l'Udinese dopo una ribattuta da parte della barriera proprio sulla punizione precedente. Calcio d'angolo in mezzo, in questo caso uscita verso del mondo, palla, serve su buona ripartenza dei giocatori del Modena che hanno approfittato di una conquista palla difensiva per andare in profondità e creare dei problemi all'Udinese. Adesso è una punizione conquistata dal portiere sul tentativo dell'attaccante di rubargli il pallone. Rilancio di Coppola all'altezza della metà campo, sicurato da Sebastian Mazzoli, palla però riconquistata dall'Udinese. Sul lato sinistro c'è il numero 19 che affronta Tagliati, Iupa riesce a chiudere con l'esterno, sempre Camurri che verticalizza nel tentativo di servire su Gianmazzoli. Con l'Udinese che sulla destra mette la palla da parte della difesa del Modena, e ancora l'Udinese che prova in tutti i modi a calciare in porta. Il Modena cerca di difendere in tutti i modi la propria porta. Era stato Frondella nel tentativo di liberare, a tirare, a calciare il pallone che è finito sulla propria traversa, su un cross dalla destra. Fatto sta che il Modena Mazzoli che riesce a ribattere il pallone, è proprio Piglia appena entrato che con questa palla l'allarga a Camurri nel cerchio di centrocampo, controlla il pallone, riesce a superare l'avversario, cerca di fare un cross, palla lunga, scavalcare dell'Udinese, da parte del
partita regolamentare, dopodiché aspettiamo di capire la segnalazione da parte dell'arbitro per un eventuale recupero. Risultato in questo momento di 2-1 per il Modena nella finale del torneo Gallini Cup. Adesso il Modena il pallone adesso dell'Udinese adesso è Bini che si batte palla al piede, serve in profondità Alberti che in posizione regolare ferma la palla lato sinistro, cerca di conquistare il pallone, ma è l'Udinese ancora che l'avversario ancora Cavuri. Però non c'era mica niente. Infatti è quello, è stato... Siamo al 20° minuto, Mazzoli esce di testa, il contrasto, la difesa e Boga adesso che prova a controllare il pallone, riesce a liberare. Palla slegata. Lancia la palla in profondità, sempre il portiere che gestisce il pallone. Con il tentativo di cross da lontanissimo, adesso è Bini che conquista il pallone. Incontro! Passati 23 minuti e 30 del corso della ripresa, il Modena in vantaggio per 2-1. Batte una punizione, la butta in aria, tentativo di testa per Alberti che la mette fuori aria. È l'Udinese che adesso prova a gestire il pallone, il Modena in pressing, non riesce a la palla, e chiude il lato destro, anzi no, l'arbitro lascia correre, concede il fallo laterale, anche se il 19 aveva preso il pallone con il braccio, era meglio la punizione. Fallo laterale di Tagliati, quindi che prolunga ancora il fallo laterale. Siamo al minuto 28 in corso, ancora si gioca qui al campo di Sacile con Mazzoli che prolunga per subisce un fallo dal giocatore dell'Udinese, l'arbitro assegna la punizione al Modena. Bisognerebbe gestire i palloni per far passare qualche secondo. Provare a respirare, dato il forcing dell'Udinese che sta provando in tutti i modi a recuperare la partita, è riuscita ad aprirla, adesso è il sinistro di attacco, riesce a conquistare un fallo laterale, non capiamo il recupero concesso dall'arbitro, 4 minuti cui la partita dovrebbe finire al 29esimo minuto, adesso è Cavuni che la controlla, prova a tenere il pallone, secondi preziosi per la squadra canarina, per aspettare il fischio finale da parte dell'arbitro e consacrare la vittoria. È ancora Tagliati che sembra essere a battere
Udinese che riesce a vincere. Bravo telecronista. Bravo Emanuele.
100ª edizione del Gallini Calcio. Ringraziamo a nome dell'organizzazione tutte le squadre che hanno partecipato, ben sapendo che hanno fatto anche degli sforzi economici, però purtroppo il nostro calcio è anche. Passiamo ora, perché così non vi attardate tanto nel rientro, direttamente a fare l'elenco delle varie squadre che hanno partecipato, partendo dal torneo bronzo. Chiamiamo la premiazione Calcio Bania. Del torneo quando vi chiamo avvicinarsi velocemente perché sennò arriva la notte. Liventina Santo Dorico. foto di Vito. Fiume Bandia. Già murata l'autostrada. Hai la telecronaca anche lì? Hai la telecronaca anche quella? Si esercita perché come muore la un bel porco si mangia da Dio. L'accoglienza benissimo, ringraziamo di cuore, una bellissima. Sicuramente un piacere.
Donatello Caccio. Questa squadra è la vincitrice della fase Silver. Fase Golf. Rush Soccer. Americani. Puma. TTP. Perché se no non ci avendo la tua mamma di... Grazie. Lo so ragazzi. Niente, riesco ad andare in macchina. Riccardo! 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 Non ti allontana troppo! No, perché sennò... Stai usando la sua linea? Poi ti cercavo, ancora ero connesso, ancora nei paraggi. Scusami, Bologna. Bella Verona. Empoli. Fiorentina.
sono tutti ingiogliati. Un po' di suspense. Ormai è passata tutta la partita come suspense. Il miglior marcatore del torneo, Dani devi scegliere. Daniele Carlino con 7 gol del Bologna. Bravo Dani! Il miglior portiere del torneo, Coppola. In finale vincere insieme a tutti i compagni ovviamente. Questo è meritato. Il miglior giocatore del torneo,